più timbri avrà la possibilità di accedere a una piccola sorpresa. Non fate come me, la mia tessera è vuota, ma in realtà sono venuto qualche altra volta, però ho dimenticato il timbro, quindi ricordatevi, ecco, nel caso anche all'uscita di farla timbrare. Vi lascio adesso a Michela e Umberto, buona serata. Bene, buonasera a tutti e benvenuti. Un saluto a chi è in sala e un saluto anche a chi ci segue dalla sala di fianco. Allora, nemmeno io mi dilungo perché chi è qua ovviamente è qui per ascoltare te Umberto, sicuramente. Ma due parole per introdurre la prima domanda che ti faccio, che non sarà la domanda di rito cosa ti ha ispirato. Non te la faccio questa domanda perché ti conosco un po' e quindi non è una domanda adeguata. Però Umberto, allora entrerei subito in quello che è il mood di questo romanzo, di questo giallo on the road, di questo poliziesco on the road, come è scritto in copertina. Allora, tu prima con i Rossi ci hai messo di fronte a una mente come Alessandro Rossi. Con Giallo Palladio, adesso invece ci fai vedere una faccia del Veneto che è una faccia diversa. La storia prende l'avvio e ruota attorno al ritrovamento del cadavere di un camionista che trasportava rifiuti tossici. Ecco, qui entriamo nel cuore del problema che è questa è la punta dell'iceberg di un discorso che investe il Veneto, la nostra regione, e che ha un impatto molto significativo esattamente sulla vita quotidiana, nonché sulla regione. Ecco, partirei da questo come prima. Non c'è il punto di domanda, ma ti do l'imbeccata. Dai, il via. Allora, intanto buonasera e vi ringrazio di essere venuti e ringrazio di voi che mi avete invitato. Ho visto che la rassegna fra l'altro è molto interessante perché non si tratta solo di scrittori ma di varia umanità, quella che viene presentata, no, da Letta, quella di Slow Food e via discorrendo, e gli argomenti sono i più disparati e interessanti. Chissà che sia interessante anche il mio di argomento, e cioè quello del trattamento dei rifiuti e più in generale, in maniera più interessante, quello dell'inquinamento del territorio. Allora, io quando mi sono apprestato a scrivere questo giallo, come al solito ho dovuto fare una scelta temporale, cioè io tendenzialmente preferisco far svolgere le vicende prima dell'avvento degli smartphone, del DNA e delle indagini, diciamo così, tecnologiche, quelle che hanno un apparato scientifico dietro le spalle e che la soluzione dei casi viene affidata spesso a esami scientifici e non di per sé semplicemente alla deduzione, intuizione, ragionamento da parte degli investigatori. A me piace quel mondo precedente perché in una certa misura è più intelligente, ma in un'altra misura, diciamo, lascia più libertà di movimento a me che scrivo. E allora, dovendo scegliere una data che fosse precedente a ciò, sono arrivato a una data limite, è il 1987, l'anno in cui è ambientato il romanzo, data limite perché subito dopo incomincia invece a esserci questa trasformazione del metodo di indagine da parte delle forze dell'ordine. 1987 perché potevo scegliere, che so, l'80 come in Giallo Palladio oppure altre date, no? Perché in quell'anno entrano in vigore in Italia le norme sulla classificazione, trattamento e smaltimento dei rifiuti di ogni genere, dai rifiuti urbani a quelli industriali, a quelli tossico-nocivi e via discorrendo. In quell'anno là, per la prima volta quindi in Italia, le norme sui rifiuti non sono più come quelle precedenti che si ispiravano vagamente a un concetto di igiene urbana, in pratica di non sporcare in giro e poco più, ma invece vengono affrontate come ai giorni nostri per quello che esse sono, cioè come rimediare alla produzione abnorme di rifiuti da parte della nostra società così come è organizzata, in modo che quel tipo di prodotto, di sottoprodotto, di scarto
della nostra esistenza, non inquini il territorio. Entrano in vigore proprio per questo motivo, non tanto perché improvvisamente ci siamo concentrati su quel problema, ma perché ormai l'inquinamento del territorio stava arrivando a dei livelli che oggigiorno tutti si rendono conto quanto nocivi fossero quei livelli. Precedentemente non c'era proprio la coscienza di queste cose. Lei ha citato Alessandro Rossi, quindi l'industrializzazione nell'Ottocento, anzi già a partire dal Settecento dalle nostre parti incominciano i primi tipi di produzione industriale per poi esplodere con l'industria laniera e quella metalmeccanica che ci è andata subito dietro. Ecco, a quell'epoca, che so, quando siamo nell'Ottocento, c'è Rossi, ci sono 5.000 addetti solo alla sua fabbrica, pensate poi tutto il rimanente, non è che venissero prodotte rose e viole come scarto dall'industria tessile. Tutte le tintorie buttavano al primo fosso dietro casa, nei torrenti nostri e così via, per centinaia d'anni è stato così. Via via che si è sviluppato l'industria, per centinaia d'anni si è buttato a destra e a manca qualunque tipo di prodotto, di scarto, di inquinante, di cosa tossica. Ragione per cui quando nell'87 entrano in vigore queste norme, entrano in vigore proprio per dare una risposta a quello che non si riusciva più a controllare. E fra l'altro queste norme sono entrate in vigore non perché ci sia stato da parte, non so chi fosse il governo di allora, quindi non è che voglio fare accuse specifiche, ma di un sussulto di senso di responsabilità e di preveggenza da parte di chi ci governa, diciamo. Queste norme sono state introdotte perché erano state imposte già 5-6 anni prima dall'Europa. Ci abbiamo messo 5 anni a recepirle perché nel frattempo si trattava di svuotare i magazzini di tutte le industrie, di quello che c'era dentro, a bassissimo costo, cioè senza dare nell'occhio. E infatti dal livello statistico nel 1987 in Italia la produzione di rifiuti tossici è aumentata del 2000%, il che non è assolutamente vero, cioè è stata ufficialmente censita. Quel 2000% prima c'era già e veniva semplicemente non censito e buttato via. No? Ecco, quello è il momento che scelgo. Scelgo quel momento e al momento in cui arriva le norme e si deve riuscire a smaltire i rifiuti in maniera non avventurosa come avveniva prima, il nostro spirito italico, diciamo, cerca subito di trovare il sistema, come si fa ad aggirare le norme? Ed è proprio da quell'anno lì, l'anno precedente e gli anni successivi, che si sviluppa in maniera abnorme un traffico clandestino di rifiuti. Traffico clandestino di rifiuti che inizialmente è direttamente gestito qui al nord, dove ci sono tante industrie, quindi c'è tanta produzione, dalla gente del nord. Non è la malavita meridionale che si mette in mezzo a fare questo tipo di traffici. C'è un pentito di mafia, un certo Nunzio Parella, un boss, che interrogato a tal proposito dichiara che loro al nord sono venuti per imparare, non per insegnare, perché in effetti qua c'erano fior di insegnanti già in proprio nostri autoctoni, razza Piave, no, che avevano inizialmente provveduto a questo tipo di traffico. Poi siccome quelli che sono venuti su erano ottimi scolari, hanno imparato benissimo, no, si sono impadroniti, diciamo, dell'affare no, immediatamente. Ecco, in quel 1987 avviene ad esempio un fenomeno che poi sarà abbastanza al centro del romanzo dal punto di vista di quale può essere il movente degli omicidi, perché al primo io faccio sempre seguire anche altri, già che ci sono, così in modo da tenere sveglia l'attenzione del lettore. Ecco, dicevo, per scoprire qual è
adesso ho perso il filo, di quel... Cosa? Te lo faccio trovare dopo. Te lo faccio trovare, sì, dico sì, dopo. sì. No. Per smaltire quel tipo di rifiuti, la strada che si segue in quel 1987, ritrovato il filo, è inizialmente quello di utilizzare il porto di Chioggia, il porto di Livorno, il porto di Marina di Carrara e qualche altro porto sul Tirreno per riempire delle navi di ogni ben di Dio da quel punto di vista e andare a buttarlo da Chioggia. Direttamente si andava in Romania, dagli altri porti si preferiva andare in Nigeria. Quando arrivavano al recapito di queste navi piene di rifiuti che sono state chiamate le navi dei veleni, in Romania essenzialmente venivano trasportati questi rifiuti su altre navi che portate al largo venivano affondate in fondo al Mar Nero, per cui in fondo al Mar Nero attualmente ci sono decine di relitti di navi piene di rifiuti tossici, inquinanti di ogni genere. Quelli che non venivano buttati a mare sono stati anche addirittura distribuiti alla popolazione del luogo. La città si chiama Sulima, è alle foci del Danubio e gli è stato detto che queste sono vernici per colorare le case e hanno colorato case staccionate, muri, eccetera. No, naturalmente il livello di inquinamento e la salute della popolazione ne ha risentito in maniera decisiva. In Nigeria ne hanno fatte di ogni che non le hanno portate in mare ad affondare, ma le hanno sparse direttamente sul territorio dappertutto, tanto che la Nigeria qualche anno dopo ha impostato una causa internazionale contro l'Italia e l'Italia, il governo italiano è stato costretto a mandare delle navi, non so se vi ricordate, i più anziani di voi, la Jolly Rosso era una di queste navi, che sono state riempite di rifiuti e riportate in Italia. Dove siano andati a finire poi questi rifiuti non lo so, perché hanno seguito strade stranissime, anche perché nessun porto voleva far attraccare le navi italiane piene di rifiuti italiani che eravamo andati a recuperare. Ecco, in mezzo a sto coacervo di faccende poco commendevoli, con l'intervento di personaggi locali in bilico fra l'affarismo e la delinquenza, no, trovare il bandolo della serie di omicidi per gli investigatori è abbastanza difficile. È abbastanza difficile innanzitutto per un motivo assolutamente normale, e cioè loro, come noi, non avevamo neanche sviluppato un'attenzione particolare a quel tipo di problema. Sì, c'erano le norme, c'era l'inquinamento, ma non era neanche abituale considerare i reati ambientali come reati effettivi, il buttare la roba in giro dentro nei fiumi come un crimine da colpire. Tanto che qui gli investigatori, il solito maresciallo Piconese, quando intuisce che dietro al primo omicidio e all'inizio c'è anche già raccontato in copertina, probabilmente il movente di quell'omicidio è appunto un traffico di rifiuti, va a leggersi le norme perché manco le sa. Sono entrate in vigore quell'anno lì. Pensate che il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri è stato formato nel dicembre dell'86 perché prima non c'era nessun corpo di polizia preparato su quel tipo di argomenti lì. E quindi i nostri investigatori si muovono all'interno dell'intera vicenda con un punto di vista che è abbastanza simile a quello delle persone normali, alle persone al di fuori, diciamo, dei traffici, no, le persone comuni, la gente, no, al di fuori di traffici, di intrallassi e di cose del genere, che sentono che c'è il problema dei rifiuti, si accorgono che c'è inquinamento, ma non sanno, non hanno neanche messo focalizzato bene e via via focalizzano nel corso dell'indagine, focalizzano cosa succede, chi può essere interessato, eccetera. Mi fermo. Per me puoi andare avanti, è un piacere ascoltarti, sai, quindi cerco di agganciarmi a quello che dici. Allora, questo traffico, questi rifiuti tossici sono però il frutto di
questo boom economico che ha investito il Veneto, e non solo il Veneto, ma in modo particolare il mitico Nord-Est, e quindi da un certo punto di vista c'è stato un progresso, la nascita del benessere, l'amore per Ischei, e quindi però tutto questo a scapito di etica e quindi di quello che nasce, l'imprenditoria lascia un po' il posto, come dicevi tu, all'affarismo. Sì, allora... Ah sì? Va bene. Allora, i romanzi precedenti, quello su Alessandro Rossi, quello anche su Andrea Palladio, io parlavo anche in altri precedenti, perché è una mia fissa, della capacità del lavoro da parte dei veneti in generale, ma dei vicentini in particolare, e anzi degli altovicentini più dei bassi vicentini, quelli di statura più piccola, perché, no? Ed esaltavo anche la capacità imprenditoriale, la capacità lavorativa, come nei nostri paesi una persona sia considerata una brava persona, un bravo cittadino, se è un bravo lavoratore, sia esso a capo di un'industria o sia esso semplicemente lavoratore all'interno di quell'industria, no? Quindi incentravo molto su questo tipo di aspetto, che è uno dei tratti caratteristici del nostro modo di essere, del modo di essere della popolazione, delle comunità in Veneto, ma soprattutto nel Vicentino. Ecco, qui racconto l'altra faccia della medaglia, perché non è tutto così. La realtà ha sempre tanti aspetti, cioè non è mai semplicemente tutto bianco o tutto nero, no, ci sono le zone del grigio, c'è il bianco e il nero contemporaneamente avvengono le varie cose e bisogna avere dei punti di vista interessanti e di volta in volta che si spostano per capire i fenomeni nella loro complessità. Ecco, in quegli anni lì, a metà degli anni '80 e anche più avanti, una parte dell'imprenditoria, ma diciamo la parte affaristica, è interessata come gli altri a raggiungere il benessere, a raggiungere Ischei. Quindi il fine è identico sia dai malavitosi che le persone per bene. È la strada tramite quale si vuole raggiungere questo obiettivo, che diventa profondamente differente e trasforma un obiettivo assolutamente encomiabile, che è quello di voler star meglio e di raggiungere il benessere, in un obiettivo assolutamente condannabile. Perché? Perché visto che i soldi si vedono passare vicino, si pensa: ma perché devo fare tanta fatica? Ma perché ci devo mettere tanti anni? Trovo una scorciatoia. Ecco, in questo libro si raccontano alcune scorciatoie che alcuni cercano per raggiungere quel tipo di obiettivo lì. Vogliono raggiungere i soldi, ma vogliono arraffarli. Non vogliono far fatica, non vogliono metterci l'intelligenza che avviene tramite il lavoro o tramite la cultura, ma l'intelligenza che non si chiama più intelligenza, si chiama furbizia, per aggirare tutto ciò che è fatica, tutto ciò che è lavoro serio, no, per raggiungere quell'obiettivo. Il romanzo si svolge proprio su questo crinale, cioè dimostrare anche questo tipo di aspetto. Ovviamente, comunque nel libro non è che io ho fatto un'operazione che fanno molti, che quando parlano della criminalità organizzata, perché questa è criminalità organizzata, inizialmente organizzata da gente del nord, poi sono arrivati i camorristi, i mafiosi, eccetera, e quelli sono l'università della malavita organizzata. No, ecco, finché la cosa funziona così, tutto quanto va avanti bene. Il problema è che il nostro mondo è fatto da tanti punti di vista e tanti aspetti, e allora io racconto queste cose non mettendo il punto di vista dei criminali come motore della narrazione. Che so, per dire, ci sono autori bravissimi, tipo Carlotto, tipo De Cataldo, tipo Saviano in Gomorra, e quello non è un giallo, però è anche peggio di un giallo, è un nerissimo, no? Mettono al centro l'intervento, l'azione, i sentimenti della malavita. Io no,
metto al centro il nostro modo di essere di persone per bene e vedo tutto ciò che avviene sempre. Qui sono le forze dell'ordine che fanno il loro intervento, ma le forze dell'ordine cerco di umanizzarle il più possibile per renderle il più possibile vicine al lettore. E quindi c'è il maresciallo che ha la moglie, c'è i figli, ci sono i suoi problemi, c'è il brigadiere Zanella che non ha manco l'amorosa e che quindi si mangia Krafen a nastro perché cerca così di compensare i propri buchi affettivi. No, c'è l'altro brigadiere, quello meridionale, che si chiama Fritella e poi vi spiegherò come mai, no, che anche lui invece amorosa ce l'ha, e però è abbagliato dal nord, perché in molti persone per bene del sud hanno il mito del nord come luogo, come nuovo paradiso terrestre, soprattutto ancora quegli anni lì, adesso un po' hanno aperto gli occhi anche loro, no? E che quando arriva su al nord, per dire, tanto per darvi la dimensione comunque umana delle persone, degli investigatori, umana come possiamo averla, può averla la gente comune, no? Lui è talmente ammirato, no, a vedere zone industriali, snodi autostradali, lottizzazioni per ogni dove, e soprattutto di una cosa assolutamente banale ma che è indicativa, no, che i bordi delle strade sono puliti. No, cioè l'erba è tagliata, non ci sono water divelti, gatti morti, sedie bruciate, squasse in ogni cantone, come talvolta lui ha rilevato esserci invece a casa sua nella regione da cui proviene. No, il maresciallo, dopo un po' che questo qua è tutto preso a elogiare, eccetera, cerca anche di ricondurlo alla realtà. Guarda, fa che non è che qua non ci sia l'inquinamento. Certo che si tiene un certo ordine superficiale in modo che l'occhio non vede, il cuore non duole, no, e i gatti qua, non ti trovi i gatti morti, ma perché c'è un uso culinario da ste parti che il gatto, col cavolo che lo trovi in giro, no? Anche finalmente il brigadiere capisce che il maresciallo lo sta prendendo in giro e che quindi deve un attimino non solo guardare ma anche ragionare quando guardi, perché l'importante è questo sempre, quando si guardano le cose, che siano qua, che siano là, che siano da qualunque parte del mondo, bisogna anche insieme ragionare, perché sennò si prende fischi per fiaschi e si trasforma un aspetto superficiale con la sostanza delle cose. Allora, tu mi hai dato il là per chiederti, perché giustamente abbiamo detto è un poliziesco on the road che parte in Veneto, ma poi si trasferisce in Puglia. Adesso tu racconterai perché, ma come tu in tutti i tuoi romanzi tu fai delle ricerche molto accurate e ci fai capire quali legami profondi in realtà esistano anche da un punto di vista storico, per esempio tra Venezia, la Puglia, l'Oriente. Ecco, quindi c'è tutto un legame e alla fine un senso di appartenenza che ci tocca a tutti. Sì. Allora, vi ho parlato del traffico dei rifiuti, delle navi, dei veleni, indagini poliziesche, del fatto che ci sono omicidi, eccetera. Ma il racconto, il cuore del racconto poi è raccontare come è fatta la nostra terra, le nostre valli, le nostre montagne, la nostra pianura, e come è fatta l'altra terra, che non è il nord-est ed è il sud-est. Come ci siano rispecchiamenti tra l'una e l'altra, come ci siano legami, il legame ovvio dell'inchiesta, cioè si fa ciò perché comunque si colgono la presenza di gente che viene dal sud in mezzo a questo traffico di rifiuti, che poi nella fattispecie poi si rivelerà forse essere manovalanza e non coloro che dirigevano la faccenda, proprio come ammette lo stesso boss mafioso che vi ho citato all'inizio. Però il romanzo nasce proprio qui a nord, ma qua nelle nostre valli, anzi nelle più sconte possibili delle nostre valli, che so, per dire la Val di Tovo, che molti di voi non sapranno nemmeno dov'è. Ecco, e nel libro c'è scritto che la Val di Tovo è una laterale della Val di Ferro e la Val di Ferro è una laterale della Val Posina e la Val Posina è una laterale della Val d'Astico, e alla fine si dice perché tutti i luoghi poco importanti sono sempre laterali a qualcosa, no?
Cioè tu per poter indicare i posti non conosciuti devi sempre citare degli altri posti sperando che siano più conosciuti, allora in rapporto a quelli tu esisti. No, e invece qui io cerco di farli esistere di volta in volta la Val di Tovo, ma anche la Val di Ferro, ma anche la Val Posina, ma anche la Val d'Astico, andando proprio di contrada in contrada, di prato in prato, di bosco in bosco e soprattutto, visto che stiamo parlando di un certo argomento, di cava in cava, di grotta in grotta, di buco in buco, perché tendenzialmente quando c'è qualcosa da buttare via si cerca un posto dove ficcarla questa cosa. E siccome le nostre montagne in realtà sono una gruviera, perché fra il fenomeno carsico e quindi le grotte, che ce ne sono tantissime, dal Buso de Arana per dirne uno che è giusto qua sopra, a 1000 altre, fra il fatto che le nostre zone sono state dal 500 al 900 ricche di miniere di ogni tipo, inizialmente d'argento nel 500 ma poi di 1000 altri minerali, e hanno lasciato buchi, grotte, anfratti, miniere vere e proprie, cunicoli di ogni genere, e tra il fatto che la prima guerra mondiale, che si è svolta esattamente sulle nostre montagne, ha dato luogo alla costruzione di decine di gallerie, buchi, nidi di mitragliatrici, depositi di munizioni, eccetera, tutti bucati, realizzati nelle nostre montagne. Questa massa di riferimenti di luoghi dove potrebbero essere stati imbucati dei rifiuti è una delle cose che gli investigatori seguono, perché bisogna prendere atto di tutto, e per far questo ovviamente si va in giro per i monti, si va in giro per i bar, per le osterie, perché dopo non essendo più densamente popolati, diciamo, nelle contrade non trovi quasi più nessuno, e nei paesi pure, e allora si va al bar e alla trattoria. Una trattoria che viene citata, che io l'ho citata perché credevo che fosse chiusa, invece mi hanno spiegato durante le presentazioni che l'hanno riaperta, è una trattoria che c'è a Fusine di Posina. Io l'ho scelta semplicemente per il nome che è dipinto sulla facciata della casa, che è Trattoria al Sole Risorto, che è un nome così bello, mi pareva impossibile non prenderla dentro nella narrazione, no? Mi sono inventato naturalmente un gestore e sua moglie, che spero non assomiglino a quelli veri, perché no, certe volte la realtà ti crea delle sorprese che non ti aspettavi, no? E avviene anche lì qualcosa. La contrada, la Val di Tovo, cioè contrada Comparetti, che nessuno mai al mondo, è la prima volta che in un romanzo al mondo viene nominata contrada Comparetti, ed è quella l'altra cosa che a me piace, cioè di scegliere i posti nostri e di scegliere i cognomi tipici vicentini, dagli Smidel ai Fochesato, agli Sbalchiero, a tutti quanti i nomi. Pino Sbalchiero mi sembra che era stato nominato prima. No, cognomi che per noi sono normalissimi e che per tutto il resto dell'universo invece sono nomi un po' strambi, no? Che sono tipici nostri, e dargli dignità, portarli dentro in una narrazione contemporanea come un giallo, no? E non delegare il fatto che un giallo può avvenire soltanto nelle periferie delle metropoli o all'estero ovviamente, ma se in Italia devi essere intorno a Milano, intorno a Roma, intorno a Bologna, oppure giù nel sud dove c'è la grande delinquenza organizzata, c'è il massimo delle criminalità. No, anche qui possiamo essere criminali, a pieno titolo, scherzo naturalmente, ma voglio dire, prendere i nostri luoghi e trattarli come posti che hanno pari dignità romanzesca di qualunque altro luogo, no? Ecco, questa cosa avviene, ma a un certo momento, anche abbastanza presto, siccome c'è da indagare sui rifiuti e siccome c'è subito un qui pro quo per cui salta fuori il meridione, il brigadiere Giacomo Zanella, nativo di Chiampo, patria del poeta ottocentesco vicentino Giacomo Zanella, per cui i suoi gli hanno dato il nome del poeta del paese, cioè era una persona importante, che in più era, se vi interessasse, cugino di Alessandro Rossi, e quindi vedete che i fili come si intrecciano stranamente nelle storie e nei romanzi. No, ecco, il brigadiere Giacomo Zanella viene spedito
al sud, nella fattispecie in Salento, cioè nel sud-est del paese. Lui tenta un po' di evitare questo tipo di incarico perché ammette che lui del sud sa soltanto che è a sud, punto. No? E soprattutto che della gente del posto non li capisce quando parlano e neanche quando stanno zitti, proprio non li capisce proprio. No? Ecco, ciò nonostante usi a obbedir tacendo e tacendo morir, era un vecchio motto dell'arma dei carabinieri, obbedisco e deve andare giù. Giù gli viene affiancato, perché chiaramente se no si perde già alla prima curva che deve fare, al primo bivio, da un brigadiere del posto che si chiama Frittella. Anche Zanella, che fa rima con Frittella, quando sente Frittella dice «Oh, che strano». Che il maresciallo gli fa notare che qui fra Scortegagna, Scannagata, Magnabosco, eccetera, non è che i cognomi siano chissà che roba, no? E che lì in effetti, ed è vero, perché tutto quello che io dico comunque anche riferito al sud è vero, come gli Scannagata, i Scortegagna e i Magnabosco di qua, no, c'è anche la ferramenta merenda e c'è la farmacia pranzo, oltre che il brigadiere Frittella, no, che sono cognomi che esistono e dei quali io non so, a differenza di quelli vicentini, se hanno un significato, un'origine, cioè qual è la loro origine, però sono quelli che esistono. E lui va al sud, e va al sud con quell'occhio ingenuo del visitatore che nulla sa e che non ha particolari pregiudizi, lui deve indagare sulla delinquenza e non sulla gente, e lì non come turista. Infatti era quello che lo preoccupava, perché dice io ho girato mezza Europa, perché non è che uno che è stato solo a Chiampo o a Vicenza, no? Sono stato a Berlino, sono stato a Vienna, sono stato a Parigi, no? E però non sono mai andato a cercare i delinquenti di quei posti lì, sono andato come turista. Adesso lo spediscono giù a cercare delinquenti, no, fa il turista, no, andare in spiaggia o cose del genere, no? E noi vediamo il sud, quel pezzo di Salento, con gli occhi di uno di qua che va giù. Lui ha una sua caratteristica, è quella di essere innamorato e avere la fissa, diciamo, dei cimbri, perché voi sapete che in realtà la fissa ce l'ho io, no? Però ho messo lui, no? E il maresciallo suo lo sa che lui c'ha sta fissa e non lo sopporta, perché gli tira fuori e dice che riesce a trovare i cimbri anche nel caffè latte, no? Ecco, e infatti quando va giù, ad esempio, una cosa che scopre, perché lui cerca dei fili, dei legami, e poi verranno fuori tutti i legami con Venezia e con cosa nella Puglia che non vi racconto, però vi racconto solo questo, no? Perché è il più superficiale e curioso e che però è vero. Lui scopre che il vescovo di Otranto, perché Otranto fa curia a sé rispetto a Lecce, che è capoluogo di provincia, no? È un vescovo, non quello attuale, ma quello che c'è stato dagli anni 30 fino al 1955, quindi per 25 anni, no? È un famoso vescovo, ci sono anche le strade di qualche paese intitolate a lui. Si chiamava Monsignor Cuccarollo ed era originario di Mussolente. E Mussolente, il buon Zanella sa esattamente, deriva da Mos Lant, che quindi è un toponimo cimbro. Land vuol dire territorio, e Mos vuol dire palude, quindi territorio paludoso. E anche Cuccarollo è il cognome cimbro perché deriva da Cucco, da cui i cognomi dell'Alto Vicentino, Cocco, Coccato, Cuccato, che hanno tutti quanti lo stesso tipo di origine, no? E quindi lui gli spiega subito a Frittella, che non pensa, che non capisce niente di là intorno, no, che addirittura il loro vescovo è cimbro, quindi figurarsi che, no? Ecco, altre robe poi troverà altrettanto interessanti, addirittura, guardate le coincidenze, io gli scrivo di una cosa che l'altro giorno sul Corriere della Sera c'era tutto nell'inserto del Veneto, c'era un lungo articolo di un incontro fra Zaia ed Emiliano, che sono i due presidenti di regione, che vogliono partecipare insieme a una festa particolare che si tiene a Bari, che era stata soppressa durante la pandemia e che adesso la vogliono ripristinare. Questa festa risale al 1002 ed è
stata istituita a Bari, quindi una festa millenaria, si festeggiava il fatto che la flotta della Repubblica di Venezia aveva sconfitto come si chiamano, i Saraceni, che a Bari avevano fatto un emirato che è durato 20 anni. Per 20 anni Bari è stata sotto il dominio dei Saraceni, ragione per cui il brigadiere Frittella, che invece è salentino, la differenza è come essere fra Belluno e Rovigo, dice: adesso si capiscono tante cose dei baresi, no? Perché, come al solito, il campanilismo non esiste solo qua, esiste anche là. Esiste anche lì il fatto che chi è più in giù, più nelle basse rispetto a chi è nei terreni alti, no, c'ha quel minimo di sufficienza, no, per cui, ad esempio, per dirne una, i leccesi vedono di malocchio tutti quelli dei paesi del Salento, perché sono più a sud di loro, no? E Frittella si chiede: chissà quelli di Santa Maria di Leuca con chi se la prendono, visto che dopo c'è solo il mare, no? Ecco, tutte queste cose qua, vedete, io vi sto raccontando il contorno, la vita vissuta, perché poi loro fanno capo a Vicenza, perché nel frattempo il maresciallo Piconese è stato passato alla squadra investigativa provinciale, che sono quelli che lavorano insieme alla magistratura, non è più comandante della stazione di Schio, no? E il comando provinciale ha sede vicino a Via Fiume, lì c'è il bar Fiume in Via Fiume, perché la fantasia scatenata, no? E ti racconto anche di quel bar e di come è fatto tutto il quartiere, perché succederanno anche cose in tutto il quartiere intorno, eccetera. Cioè c'è un via vai, un movimento fra nord e sud, fra sud e nord, e all'interno di queste aree che vengono descritte in maniera dettagliata per ogni strada, per ogni bar, per ogni osteria, che fa sì che a un certo momento nel libro viene citata una frase di un pensatore meridionale che è morto qualche anno fa, un certo Franco Cassano, che, parlando dei confini fra una zona e l'altra, fra un nord e un sud, fra il sud e quelli che sono al di là del mare, dice: non è detto che un confine sia per forza una linea che separa due zone tra di loro, ma può essere anche il punto di incontro fra due mondi differenti, no? Il mare non è necessariamente un limite che ti separa, ma anzi è stato per secoli la via più veloce per andare dall'altra parte. Ecco che le zone di frontiera non sono necessariamente il posto in cui tu ti attesti contro gli altri, ma è spesso il luogo simile a quello di fronte in cui ti rispecchi. La Val Leogra non è differente dalla Vallarsa. Alla Vallarsa c'è contra Foxy, Anghebbeni, eccetera, sono cimbri tanto quanto sono quelli di qua, contra Foxy, lo stesso anche di qua, Fochesato che deriva da Fuchs e via. La parlata era la stessa, i commerci ci sono sempre stati, e quando non erano consentiti c'era il contrabbando. E qui mi taccio, perché se no ti frego un'altra domanda. Ne ho una riserva inesauribile. Vado dentro nelle parole, sai, se non ho più gli argomenti. Allora, stavo pensando ai discorsi che facevi, quindi ai cimbri, e quindi a tutta una serie di leggende, di storia locale che rivestono un ruolo importantissimo e che creano una continuità non solo spaziale, perché la comunità allogena dei cimbri ha un corrispondente anche in Puglia con un'altra comunità allogena, ma anche i patroni, per esempio. Quindi c'è una continuità a livello anche storico tra presente e passato che tu metti in evidenza attraverso tutta una serie, appunto, di citazioni, di leggende e di tradizioni. Sì, infatti ci sono i legami e i fili storici che i documenti li contengono. Poi ci sono le similitudini, cioè proprio noi qui nell'Alto Vicentino abbiamo avuto per secoli un'intera zona
che partiva da Bassano e finiva alle porte di Verona, che era la zona prealpina, che è stata un'isola etnica di origine bavarese, tedesco medievale, no, all'interno di un contesto veneto. Questa isola etnica ha convissuto per anni con una propria identità e via via si è fusa con il suo contorno. Ha preso delle cose dal contorno, il contorno ha preso delle cose da quelli che erano degli immigrati che venivano da fuori. No, per secoli le parrocchie sulle nostre montagne erano condotte da dei parroci di lingua tedesca che venivano direttamente assoldati, diciamo, in Germania e portati qua perché erano gli unici che riuscivano a capire il dialetto che parlava la gente. Questo fino al 1915 e 18 il dialetto parlato. La presenza dei sacerdoti tedeschi avviene fino al 1600 all'incirca e poi va a esaurirsi. Giù nel Salento c'è all'interno del Salento un'isola etnica d'origine greca, perché sono venuti dalla Grecia più o meno negli stessi anni, intorno all'anno 1000 d.C., no? Che è stata lì per secoli, ha avuto una propria identità, per secoli ha avuto dei propri sacerdoti, perché lì nei paesi non c'era il parroco, c'era il pope, e officiavano tutti quanti il rito greco-ortodosso e non il rito cattolico romano. No, questo fino al 700. Ma se pensate ai santi, un santo tipico della nostra zona montana è Santa Margherita, perché è la chiesa più antica di Rozzo, che è il posto dove per primi si è formata una comunità d'origine tedesca e quindi poi detta cimbra, è la chiesa di Santa Margherita. E quando a Posina, altra zona di impronta cimbra, si è formata la chiesa, è stata dedicata a Santa Margherita portando proprio la Santa di Rozzo. Per secoli Posina ha pagato ogni anno un cero votivo, una volta era una roba preziosa, adesso costa 4 soldi, alla chiesa di Rozzo perché era la sua chiesa madre, ma poi anche a Durlo, in Val di Chiampo, Valle dell'Agno, in mezzo al groviglio di monti e colline che c'è lì sopra, no, c'è la chiesa dedicata a Santa Margherita che per secoli ha pagato un cero votivo a quella di Rozzo, perché nello spostamento successivo che hanno fatto questi migranti via via che occupavano il territorio, che venivano messi a svegrare la montagna, che voleva dire a trasformare la montagna da foresta intricata a bosco, a pascolo e a terreni coltivati, no, per conto dei vescovi e dei signori di città, facevano questo lavoro, i santi venivano spostati. E allora una delle sante più diffusa, che ha un forte culto nel Salento, è Santa Marina. E voi dite, beh, ma cosa c'entra Santa Marina con Santa Margherita? È la stessa santa, solo che il nome Margherita è sbagliato. Cioè, nell'Alto Medioevo, quando traducevano le vite dei santi dal greco antico, dal sanscrito, da non so in che lingua ostrogota fossero scritte, in italiano di allora, che ve lo raccomando anche quello in quanto a comprensione, hanno confuso un aggettivo con un sostantivo, e cioè c'era Santa Marina che veniva descritta come tutti i santi, ovviamente in termini elogiativi, e si diceva che aveva la pelle di perla. Pelle di perla si dice Margherita. No, e hanno confuso l'elogio alla santa col suo nome, quindi era Santa Margherita, che era una santa che andava anche sul mare, quindi marina. No, ma la stessa santa appare da una parte e dall'altra. No, semplicemente cambiando il nome, ma essendo sempre essa, è di Antiochia, è dell'estremo oriente, e quindi noi abbiamo che c'è una santa dell'estremo oriente che va nel centro Europa ed è il culto di boscaioli d'origine germanica, e la stessa santa che invece viene portata dai greci in Salento ed è il culto di questa popolazione. Ecco, questo è uno dei tanti legami che c'è, che esiste, ma che esiste proprio profondamente al di là dei fatti storici. Cioè abbiamo la stessa cosa, ma che succede in tante parti d'Italia, perché l'Italia nasce e gli italiani nascono da un gran minestrone
di popolazioni, da un grande minestrone di lingue, di dialetti, di parlate varie. Nel libro ci sono molte parole in veneto. Questa volta, siccome l'editore nuovo, sono di Milano, sono più nazionali, popolari, internazionali rispetto al mio editore locale che era di Pordenone, mi hanno tagliato tutte le note e hanno stabilito che il dialetto veneto, come alla fin fine mi ha trovato d'accordo anche me, non occorre tradurlo perché l'uso che ne faccio è limitato, perché il libro è scritto in italiano ovviamente, e uno o ci arriva per intuito che cosa voglia dire in quel contesto la frase, oppure comunque non è essenziale, si può passare avanti. Leggiamo gialli scritti in Svezia, in Islanda, in tutti i paesi possibili e immaginabili, non dobbiamo formalizzarsi, e questo è giusto, per 4 parole venete, anche perché poi tradurle è difficile, ma anche le cose più banali, per dire ciò, è semplice, no? Però un conto è dire ciò, vieni qua, e un conto se uno ti chiede sei d'accordo su questo, ciò, no, vedi, sono già 2 significati, ma c'è in qualunque tipo di contesto, cambia, c'ha un suono, un accento, un modo differente. C'è un certo momento che Fritella chiede a Zanella, ma quello lì è morto? E lui gli risponde, anche massa. Traducilo tu. No. Parimenti, dentro nel libro troverete molte parole del dialetto pugliese, che anche quelle non sono tradotte, ma il discorso è che non occorre, perché comunque il discorso fila via, ed è bello anche semplicemente sentire il suono, cioè perché nei racconti sono stampati su libri, no? Non c'è la colonna sonora come nei film, e però se tu leggi, le guardi, spesso non le leggi neanche, no, parole di altri idiomi, di altri dialetti, c'hai un suono, c'hai un'atmosfera che si crea. Per dirne una, qui il folletto dispettoso dei boschi è il Salbanello. Giù lo stesso personaggio si chiama Scazzamurieddu, no? Che non occorre tradurlo, nel senso che già comunque, vedete, solo il suono Scazzamurieddu dà l'idea di com'è il Salbanello, quanto rompe il Salbanello, forse di più addirittura del Salbanello, cioè direi quasi quasi dovremmo adottare questo termine per indicare bene il personaggio. Ecco, il libro è intessuto di queste cose qui, che ci fanno toccare gli altri in maniera più diretta, e qui mi verrebbe di fare tutto un discorso che forse me lo darai dopo. Non so. Ancora la telepatia. No, però mi aggancio ad un altro fenomeno che ci porta il banditismo, perché quando parliamo di banditismo noi pensiamo al banditismo meridionale, e invece tu ci fai conoscere un banditismo di cui non eravamo a conoscenza, il banditismo veneto. Sì, siccome vanno in giro per monti, i nostri monti, ma anche la nostra pianura, pare impossibile, nel 600 e nel 700, quindi fino a un paio di secoli fa, è stata ricca di briganti che in confronto a quelli del sud hanno tutto da imparare anche lì, perché modestamente anche nel male certe volte siamo dottori. No, voglio dire, per una serie di fenomeni dovuti a come la Repubblica di Venezia gestiva la giustizia, come gestiva il territorio, la Repubblica di Venezia era abbastanza balzana. Innanzitutto era repubblica in un mondo che era fatto solo di re, imperatori, eccetera, e già con questa era vista di malocchio da tutta Europa, soprattutto dalla casa asburgica di Vienna, che aveva a che fare con una repubblica, creava molto malumore nella casa regnante. Ma al di là di questa sua eccentricità, non aveva ad esempio una polizia. Non c'era una polizia veneziana, non c'era, si dice, c'è l'Università di Padova, e qualcuno dice che appunto Venezia ha creato l'Università a Padova. No, Venezia non ha creato niente, si è formata da solo. Non gli ha mai dato neanche un soldo all'Università di Padova, che veniva mantenuta
dagli studenti riuniti in nazioni, si chiamavano le associazioni studentesche, perché erano a seconda dell'origine. La più grande nazione, quella che finanziava più di tutti, era la nazione tedesca, degli studenti d'origine germanica, che fra l'altro erano quelli che pagavano Galileo Galilei. Lo stipendio di Galilei quando era all'Università di Padova era pagato dagli studenti della Germania. Ecco, questo fenomeno dovuto alla gestione un po' strana, in parte medievale, in parte empirica, inventata della giustizia, che metteva la gente, siccome non riusciva a prendere chi aveva commesso un reato, anche perché se lo prendeva poi in carcere doveva mantenersi da solo, e quindi i poveri scappavano perché in carcere non riuscivano a mantenersi, non riuscivano più a mantenere la propria famiglia, mentre i ricchi andavano in carcere perché si mantenevano tranquillamente con gli stessi lussi e agi che fossero fuori, passavano il tempo a mangiare, bere e cantare senza niente. Non era una gran pena per loro andare in prigione in attesa del processo. Si veniva a creare una folla di gente messa al bando, banditi, no, semplicemente perché Venezia così reagiva ai vari problemi di gestire la giustizia. C'erano le liti dentro le città che si scannavano i nobili, li metteva al bando, dovevano stare fuori dalla città. C'era in giro per i monti i contrabbandieri, cioè la gente povera del posto che faceva contrabbando con i terreni, col Trentino austriaco, li metteva al bando. Nella storia di Tonle di Rigoni Ster, Tonle, che si pronuncia in tutt'altra maniera, non mi ricordo mai come si pronuncia, in cimbro, no, era un contrabbandiere all'inizio del racconto che viene visto dalle guardie e viene messo al bando, e quindi lui resta nascosto dentro al bosco e cerca di comunque mantenere i legami con la sua famiglia e di mantenerla. Ecco, tutta questa gente che vaga in giro sia perché messa al bando, sia perché poveri e contrabbandieri, sia perché i miserabili cercano intorno sempre qualcosa da fare per riuscire a rimediare il pasto, via via alcuni di loro diventano briganti, non più semplicemente dei banditi, della gente messa al bando, della gente ai margini, diciamo, della società, ma dei delinquenti che sposano una propria vocazione a far male, no? Brigantaggio che nel Settecento c'erano delle bande di 200-300 individui che giravano nelle nostre pianure, in montagna neanche parlarne, e assalivano gli interi paesi, li mettevano al sacco, si facevano pagare delle tangenti, dei riscatti, delle cose in maniera incredibile. Figuratevi che nell'Ottocento, quando arriva l'Austria, a seguito del fatto che Napoleone gentilmente gli cede il Veneto, no, istituiscono a Este, che è nella bassa padovana, un tribunale speciale e processano migliaia di briganti catturati in giro a campagne, a montagne, e in un anno solo ne fucilano 400 di briganti, no, quelli con i reati più gravi, con gli omicidi sulle spalle, eccetera. Ecco, questo mondo è un mondo che trova un rispecchiamento dentro al romanzo perché, come vi ho detto, si svolge in montagna, si svolge nelle zone dove c'era il contrabbando, dove c'era il brigantaggio, e parte degli gente che opera lì sembra che abbia delle affinità con questi briganti del passato, e soprattutto hanno un'affinità i nomi di questi briganti, perché si chiamano, ad esempio, uno Posena il Bravo, credo che sia, che era un brigante del Settecento che c'era nella Val Posina, uno dei più famosi, si chiamava Giuseppe Costa. Questo cognome Costa è un cognome comunissimo dalle nostre parti. È un cognome, tra l'altro, curiosamente, che è molto diffuso in Sicilia e in Puglia. Proprio Costa, così, si scrive così, senza il K o cose del genere, senza altro, no? E Zanella, quando è giù e impara a conoscere un po' l'ambiente e gli sembra un
posti piacevoli, belli, al bar c'è tanti ragazzi spigliati, più svegli di lui, con le morose, lui è lì, dice io passo il tempo a tastare il polso alla gente per essere sono morti, no? E sti qua invece fanno una vita molto meglio della mia, no? E però si rende conto che in mezzo a quella società poi ci sono anche dei fior di delinquenti, e dice, pensando anche a quello che gli succedeva qua, quante volte io ho arrestato delle persone che avevano lo stesso cognome dei miei compagni di scuola o dei miei parenti, no? E quante volte qua si arresta della gente che ha sì un cognome simile agli altri, ma loro sono delinquenti e gli altri no. E che quindi quando noi facciamo il censimento delle persone per male, dei malviventi, no, noi come persone per bene ci dobbiamo rendere conto che spesso sono del tutto simili a noi, hanno lo stesso nostro nome e operano nei nostri paesi e trascinano nel fango il nostro cognome di famiglia e trascinano nel fango il nome dei paesi, che però non è detto che quei paesi la gente sia tutta così, non è affatto detto, perché fortunatamente i malviventi sono 1000, le persone per bene sono 10.000, no? E tutti però vengono accomunati nella stessa fama di essere della gente disprezzabile. Proprio di questi giorni qua, neanche l'avessi commissionato io per potervi fare l'esempio nelle presentazioni, hanno bloccato la serie di telefilm intitolato Avetrana, no? Che racconta dell'omicidio là della Scazzi e compagni, no? E che però il sindaco di quel paese ha detto, beh sì vabbè, però voi mettete quel titolo lì, quel nome lì, come se tutti noi fossimo gente del genere, e ci sono migliaia di persone che non sono assolutamente come coloro che sono coinvolti in quel fatto criminoso di sangue del tutto criticabile e condannabile, no? E così qui quando succede qualcosa bisogna sempre saper distinguere se quel Costa lì e tutti gli altri Costa che ci sono non c'entrano assolutamente con un brigante del passato che ne combinava peggio di Bertoldo, o quell'altro credo che si chiami Bevilacqua, quello era di Recoaro, che era un socio in affari con Posena il Bravo, questo qua lo chiamavano il Duca, e quando è stato impiccato per le canne della gola, come scrivono i documenti di un tempo, no, tanto per spiegare ben come l'hanno impiccato, poi è stato appeso al passo Xon fra Staro e Recoaro fino a Consunzione, in modo che fosse di monito e di esempio a chi per caso aveva in mente di seguirne le tracce, che quando passavano lo vedevano sempre appeso lì, no, per mesi e mesi appeso in quel posto, no? Ecco, questa presenza che c'è qui, che c'è stata, di brigantaggio di persone per male, c'è stata, come tutti sanno, anche giù. Tutte e due sono figlie di quei tempi e della miseria, e però la miseria serve a spiegare l'entità del fenomeno, come mai vengono fuori, ma non a giustificarlo. Cioè non è che uno perché diventa un brigante ero povero, perché come dicevo prima ci sono 1000 briganti, ma ci sono 10.000 persone per bene, povere tanto quanto lui, ma che non hanno scelto di essere briganti. Ecco, nel libro c'è proprio questo. Tu non devi giudicare le persone sulla base del posto in cui nascono, sulla base del nome, sulla base del proprio dialetto, sulla base di questi epifenomeni del tutto superficiali, perché la gente ne risponde singolarmente di quello che si comporta e non collettivamente, non sono mai le comunità, ma le singole persone, no? C'è anche un altro discorso che si dice, perché ad esempio è vero che i luoghi sono differenti, cioè la provincia di Vicenza non è mica uguale alla provincia di Lecce, per dirne una. Ogni paese è differente dall'altro, ognuno ha
e ha la propria chiesa, il proprio castello, il palazzo ducale, qui la Poenta Sparagagna, la soppressa di Valli, lì hanno 1000 altri, c'è il purè di fave e cicoria, ci sono i tarallucci, eccetera. Sono tutte differenze vere, profonde e belle, anzi da incentivare, anzi ognuno deve lavorare per affermare le proprie e anzi sostenere che se uno non sa fare il baccalà alla vicentina è una povera persona che verrà redenta dalla confraternita del baccalà alla vicentina, che ha questo scopo di divulgare il vero cibo nel mondo. No, ecco, queste sono cose piacevoli, belle, i Magnagatti, è divertente citarli in un romanzo, ma queste non sono quello che ci separa, questo è quello che ci unisce, queste differenze, quello che noi invece dobbiamo affrontare giorno per giorno come popolazione effettiva di una nazione. È il problema della sanità, il problema dei trasporti, delle infrastrutture, della scuola. Quelli sono i problemi su cui dobbiamo concentrarci. Tutto il rimanente, bene che ci siano le differenze, viva la differenza, che ci unisce nel fondo invece sono i problemi reali e su quello dobbiamo sviluppare il modo di affrontarli, perché come ci lamentiamo della mala sanità o della scarsa sanità qua, figurati giù, che è ancora peggio, no, come qua c'è il problema che giù non riescono a capire, pensano che qua abbiamo strade e autostrade per ogni dove, qua si era dovuta pagare quasi zaia di persona per fare un'autostrada che probabilmente nel tempo servirà, no, giù anche lì c'hanno i problemi che se tu produci una merce devi mettere in conto 1000 chilometri per arrivare a un primo mercato che possa acquistarla e quindi con tutti i costi relativi. Ecco, tutte queste cose qua nel libro ci sono, non esposte come ve le sto esponendo adesso così, perché non posso raccontarvi la trama, ma intessute nel modo di essere delle persone, nelle battute che fanno, nelle cose che scoprono, che incontrano, quando vanno al bar, quando vanno in giro per i posti, perché è un romanzo on the road e ci si muove molto. Soltanto in treno su e giù lo fanno 4 volte no? Nel romanzo, no? Perché vanno e poi tornano e poi ritornano. No? Allora, prima di dare la parola a chi ci ha seguito, se hanno delle domande, ti faccio io l'ultima domanda, perché sembra un romanzo al maschile, però c'è l'altra metà del cielo anche, ci siamo anche noi, e la cosa interessante è il modo in cui tu presenti le donne. È vero che siamo l'altra metà del cielo, ma non siamo affatto angelicate nel tuo romanzo, quindi ecco, l'intento qual è? Ma credo che sia in coerenza con tutto quello che hai detto. Sì. Cioè, io non le ho citate finora, ho citato soltanto le forze dell'ordine, non vi ho quasi citato neanche i malviventi per non raccontarvi la trama. No, ci sono anche le donne, ovviamente, no, che hanno dei ruoli tali e quali agli uomini, perché c'è l'assoluta parità dei sessi in qualunque tipo di attività, fra quelle commendevoli, quelle elogiative, a quelle meno di cui vantarsi, no, perché in effetti ormai già nel 1987, ancor più ai giorni nostri, le separazioni fra i due sessi tendono a non essere come un tempo, cioè delle cesure effettive nel corpo della società, per cui io mi ricordo, pensate ancora negli anni 70, un capocantiere che seguivo mi ha invitato insieme anche mia moglie a casa sua, lui abitava a Villanova di Campo San Piero, aveva una piccola fattoria, perché ammazzavano il maiale, coppava il mascio, come si dice, no? E ho detto facciamo festa se sabato vieni, no? E io sono andato insieme a mia moglie e ci hanno fatti accomodare, avevano una tavolata lunghissima, no, c'era tutto ciò che viene fuori ammazzando il maiale e anche in memoria dei maiali precedenti nei salumi già pronti, eccetera, no? Ed erano tutti uomini, esclusa mia moglie, perché le donne erano tutte in cucina in piedi, perché le sedie erano state occupate tutte quante da noi altri, che mangiavano in piedi in cucina. Questo non in Afghanistan col burqa, no,
a Villanova di Campo San Piero alla fine, anzi all'inizio degli anni '80, a dire la verità. Ecco, queste cose si stanno fortunatamente completamente perdendo e nel libro infatti vengono date per superate e scontate. No. E non dico altro perché sennò mi tocca dirgli... Allora cediamo la parola a chi ci ha seguito se qualcuno ha delle domande da porre al nostro autore. La Puglia è famosa per finanziare per esempio i film in modo tale che vadano a girarli lì. L'ultimo è Mel Gibson che vuole fare il seguito della Passione e quindi anche lei ha ricevuto un finanziamento dalla Puglia per ambientarlo lì, che è un modo paradossale per dire come mai hai scelto la Puglia, perché il traffico di rifiuti uno viene in mente la Campania, la Terra dei Fuochi. E poi l'altra domanda, lo andrà a presentare a Lecce? Ma per Lecce io, se mi invitano e mi pagano il viaggio, ci vado, perché voglio dire, un conto venire da Padova fin qua, ma andare fino a Lecce è un attimino impegnativo e costoso. No, ma io l'ho messa dentro perché io parlo solo di luoghi che conosco e conoscendo ho potuto descrivere quei luoghi come descrivo questi qua. Poi perché c'era, in parte c'è ancora un fenomeno, che lì ci sono le cave di tufo, che sono dei buchi enormi nel territorio, profondissimi, che si prestano in maniera strepitosa a diventare discariche. No. Le discariche che esistono sono quasi sempre posizionate in ex cave di tufo, ma ci sono quelle clandestine che fanno esattamente la stessa funzione, in cui non è necessario addirittura scavare e seppellire, basta buttare e poi buttargli sopra la terra e quindi con poca fatica, poco costo si riesce a ottenere una discarica di rifiuti tossici invisibile anche proprio qui da noi. Le discariche sono sempre delle montagnette. No, se andate proprio vicino a Padova, andare su lungo la nuova statale del Santo, ci sono delle collinotti che non si capisce cosa siano, sono delle discariche ricoperte, no, che di notte buttano fuori un po' di odore. Ecco, quindi uno dei motivi per cui allora si utilizzava la Puglia non era per via della delinquenza organizzata che gestiva, ma del fatto che era una buona discarica per rifiuti, ora meno. No? Poi lì c'è anche questa cosa, no? Che in effetti, come ha detto lei, molti film sono stati girati in Puglia col contributo della Film Commission, chissà perché devono chiamarli in inglese queste robe, Film Commission a Puglia, no? Perché c'è anche la Film Commission del Veneto, anche qua si chiama in inglese, che non lo so, poi fargli dispetto alla Meloni che c'ha il Made in Italy messo in inglese anche lei, cioè siamo veramente un popolo da prendere con le pinze, però ecco, c'hanno una cosa positiva da cui dobbiamo assolutamente solo e soltanto imparare. Loro, le loro tradizioni, la loro musica e la loro cucina hanno saputo portarle nella modernità dei giorni nostri. La notte della Taranta, che è musica tradizionale pugliese, qui te la sogni, tu prova a pensare a fare la notte del mio compare Giacometto. No, non c'è, no. Noi le tradizioni, la musica, eccetera, le abbiamo completamente perse, tanto che io in 2 punti, in 2 capitoli del romanzo, faccio, sapete quando si mettono delle citazioni all'inizio di un capitolo, una frase così presa da qualche altro libro, da un poeta, eccetera, che serve a creare un po' di suggestione. Di solito uno si chiede che cosa c'entra sta roba. No, ecco, adesso vi spiego cosa c'entra quella in quei 2 capitoli. Sono 2 citazioni di una canzone, più che una canzone è una cantata, perché riempie un intero long playing, perché è stata fatta negli anni 70 e allora c'erano i long playing, non c'erano i CD e non c'erano i file e non c'era tutto quello che c'è al giorno d'oggi, di un cantautore veneziano, un certo Alberto D'Amico,
che scriveva queste cantate in dialetto veneziano stretto, ed è uno dei pochi tentativi, a parte il pittura fresca, no, di portare la nostra parlata, il nostro modo di essere, perché nella parlata poi viene fuori l'animo della gente, soprattutto quando c'hai il testo di una canzone. La canzone esprime sempre sentimenti, visioni, eccetera, non è mai, non è la nota dea spesa, capito? È poesia, diciamo, no, portata in musica. E quindi sentimento, e quindi interpretazione di una cultura. Ecco, in quelle due lì, la prima è una cosa banale, perché questo long play si chiama Arriva i barbari, ed racconta la nascita di Venezia e la sua espansione nel mondo, no, da quando sono arrivati i barbari a cavallo, i gaddocorni per Capeo, dice, no, e sono scappati sulle isole fondando Venezia. No, la prima frase che ci è messo è sempre sul discorso che il mondo è rotondo, dice appunto Cristoforo Colombo che aveva ragione e il mondo è tondo come un baion. L'altra frase che è messa nel capitolo in cui Zanella parte per andare al sud, di cui lui sa solo che è a sud, no, è un altro passo di questa grande cantata che dura un intero long play, che dice: sotto il vessillo di San Marco, per sta Repubblica da sbarco, i mamma andà perfino in Cina a rompere i coglioni a Gengis Khan. Ecco, lui invece viene spedito semplicemente in Puglia a rompergli le palle ai malviventi meridionali. No, secondo me c'è da imparare su questo, cioè nei miei libri io parlo appunto spesso delle tradizioni, le leggende, sti cavolo di cimbri, dove veniamo fuori, della nostra storia, di fare i conti con la vera natura dei nostri nomi, del nostro modo di essere. E giù l'hanno fatto per certi aspetti, proprio in Puglia è un esempio, perché in altri luoghi anche del sud non c'è questa cosa, no, in maniera egregia, e l'hanno portato avanti, che lì quando noi vediamo per televisione il concerto della notte della Taranta ed è l'ultimo giorno, in realtà è un intero mese di concerti in giro dappertutto, dove c'è un pubblico giovanile prorompente. Non è che sia una roba da vecchi, non è una roba che solo gli anziani che si ricordano vanno a sentire. No, no, lì ballare la pizzica, far casino fino a notte fonda, eccetera. Ci vanno tutti quanti ed è una riscoperta, perché anche lì fino a qualche anno fa, negli anni 60, eccetera, chi parlava in dialetto veniva guardato un po' come una persona arretrata, una cosa da perdere, eccetera, come è stato anche qui. No. E poi hanno scoperto che le proprie tradizioni, sempre il Franco Cassano, che è stato un artefice di questa rinascita del modo di essere, no, gli ha detto a un certo momento: bisogna che il Sud impara a pensare a se stesso da solo, non a farsi pensare dagli altri, che siano gli altri che decidono cosa serve al Sud, che industrie, che infrastrutture. No, devi pensare tu che cosa sei capace di fare, che ricchezze hai, e su quelle lavorare, no su immagini di come te lo immagini tu, che sia un altro mondo, quello del nord, quello dell'Europa, eccetera. Cioè, tu l'Europa la devi scoprire dentro di te, come noi l'abbiamo scoperta, perché i cibi vengono dall'Europa, perché Venezia è andata in giro per tutto il mondo fino a rompergli le palle a Gengis Khan. Ecco, così dobbiamo essere, che andiamo in giro a importunare anche Gengis Khan in Cina. No. Altre domande? Sono rimasta senza... Sarò breve nelle risposte. La presenza nel romanzo dell'automobile R4 ha un valore affettivo per lei? Sì, io sono stato possessore di una R4. Era l'unico SUV ante litteram, a basso costo tra l'altro, no, che ha incantato giù il mondo contadino, perché l'altro mezzo di trasporto per il contadino, che ancora ce n'è qualcheduno che circola in giro, era l'ape, no?
perché c'aveva dietro il pianale come il carro, però non avevi necessità di mantenere un cavallo o un mulo per trascinarlo, no? E andavano via così. Quando è arrivata la R4, la R4 aveva esattamente lo stesso tipo di funzione, solo che potevi anche alla domenica andare a fare la passeggiata, andare al mare con la moglie e i figli, eccetera, perché era un'automobile, montarli tutti quanti sui nappe inizialmente si faceva, ma insomma, diciamo, non era del tutto signorile, magari capivano che eri un contadino. Invece dentro la R4 potevi essere un fiorista. Mi ricordo tutti i fiorai del circondario qui del Vicentino avevano l'R4 perché dietro mettevano le cassette con i fiori eccetera quando andavano a comprarli dai grossisti, no? E così via. Poi tutti gli altri a seguire, gli artigiani vari, avevano le R4 finché poi sono arrivati i soldi, il benessere, allora giù furgoni, furgonati, cabinati e tutto quello che ci va dietro, tanto che secondo me la pedemontana veneta, più che una strada, una volta si dicevano camionabile, in realtà è furgonabile, perché ci sono decine di furgoni degli artigiani che passano a tavoletta, no, sparati come dei pirati del Mar dei Sargassi, che vanno in giro perché sono soprattutto gli artigiani che hanno molta mobilità nel territorio, perché hanno lavori piccoli in giro dappertutto. I grandi camion e i grandi tir portano prodotti eseguiti dalle industrie, ma non è che vanno via a nastro ogni giorno con questi mezzi di trasporto. Ecco, la R4 nasce così, la mia era rossa. Ah, sì. Malfamata poi, malfamata poi, ma non era colpa mia, non era la mia. Quanti omicidi ci sono? Adesso dovrei far mente locale perché... Sì, infatti non mi ricordo quanti ce ne sono. Anche perché io appena finisco di scrivere un libro, tendo a dimenticarlo. Tanto che nei foglietti che ho qui c'ho l'elenco dei personaggi, perché se qualcuno mi faceva una domanda, no, mica che me li ricordo a mente, no. Anche per quello negli altri libri in qua me l'hanno bocciato. Metto sempre l'elenco dei personaggi perché mi serve nelle presentazioni che leggo, no? Perché uso i cognomi normali come vi dicevo prima e quindi è anche difficile memorizzare perché io ho sempre i Raumer, Ruaro, Sbalchiero, Pesavento, Bevilacqua, che sono nomi, me li confondo un romanzo con l'altro, no? Non è che siano... com'è normale, com'è nella vita, no? Che quando uno ti dice mi sono Sbalchiero chi? No, ti dice quello da malo, no? E così via. No? Ecco, è la stessa maniera, ma io voglio che ci sia questa maniera, che ci sia questa confusione, che la gente non sappia esattamente uno chi è, chi non è, perché è normale che il suo nome, no? Perché è la vita di tutti i giorni dalle nostre parti che porto dentro i libri. Bene, altre domande? Che mi ha fatto tornare in mente. Io sono sull'orlo degli 80 anni e i racconti dei nonni e roba del genere. Allora, la zia di mio nonno era Corradin, da Louisiana, quindi mi diceva sempre che era un cimbro. E mi raccontava un particolare. Lei contrabbandava il tabacco e andava su a Louisiana e poi veniva a Isola con il carico. Un bel metodo per trasportarlo era fingersi incinta. Praticamente una di quelle traversate lì con questo tabacco viene fermata dalle finanze. Buongiorno Parona, come va? È un po' dura da fare, ho detto no. Ma ho detto con un po' di fortuna penso di farli anche stavolta. Questo è un racconto che mi faceva mio nonno. Sì. E quindi le origini e tutto quanto conferma, insomma. Tu pensa quando Fritella qui si trova su prima di piangere le fugasse, lì c'è una piccola cappella dedicata a San Marco, anche quella, dove c'è una lapide
e c'è messo che è infame o parole del genere, valanga qui travolse, e c'è un elenco di 12 persone travolte dalle valanghe e morte lì lo stesso giorno. E Zanella gli dice: sai chi sono quelli? Non lo so, soldati della prima guerra mondiale, no? Alpinisti, no? Contrabbandieri, 12 contrabbandieri che sono morti travolti da una valanga, perché poi il contrabbando non è che lo facevi sulla strada, sulla mulattiera dove c'era la finanza, lo facevi sui sentieri in alto per scavalcare i passi, no? In modo da non essere beccati. E c'è l'osservazione che il confine dalle nostre parti è stata per tanti versi una opportunità di guadagno, perché quei contrabbandieri erano normali montanari, gente per bene, che arrotondava i magri guadagni, perché qui l'agricoltura è sempre stata molto stenta, non è che ti faceva diventare ricco, ma nello stesso tempo è stata anche la rovina, perché tutto il confine è diventato il confine, la linea del fronte della prima guerra mondiale, che ha martellato e distrutto le nostre montagne. Il Pasubio gli hanno spianato le vette al Pasubio letteralmente, nel senso che le hanno fatte esplodere, saltare per aria e tutto quanto. Tutta la gente è stata sfollata di tutta quanta la fascia montana. Gli è stato impedito di parlare il proprio dialetto, gli è stato insegnato l'italiano e sono stati mandati in giro per l'Italia per 4-5 anni, perché poi non è che sono rientrati subito, anche perché per rientrare bisognava prima ricostruire. Voi non so se avete mai visto le foto dell'altipiano d'Asiago dopo la guerra del 15-18, non c'era un albero che fosse uno in piedi e non c'era un sasso sopra l'altro in piedi. Asiago stesso era stato spianato dai cannoni austriaci, prima italiani poi, perché il fronte si spostava e continuavano a spararsi. Ecco, quello lì è uno degli esempi di come il nostro confine, la nostra situazione sia raccontabile anche agli altri, perché restano stupiti la gente a scoprire che qui c'era il confine, che il confine ha creato 1 miliardo di situazioni differenti l'una dall'altra, pur essendo sempre la stessa gente. Pensate che se voi andate a Luserna, non a Lusiana, vicino alla Varone, sull'altipiano d'Asiago nel versante trentino, no? Lì parlano abbastanza diffusamente, dicono il cimbro, cioè andate in osteria, giocano a carte, solo i porchi sono in Veneto, il resto è in dialetto strambo, no? Ed è successo esattamente la stessa cosa che è successa qua, cioè lì gli hanno distrutto il paese, li hanno presi, li hanno sfollati, solo siccome erano dalla parte di là del confine, li hanno sfollati in Germania e li hanno costretti a imparare il tedesco. No, quindi quando sono tornati hanno avuto, infatti il loro cimbro è un po' bastardo, diciamo così, se si può dire di un dialetto che già era bastardo in origine, no, perché risente dell'insegnamento del tedesco contemporaneo che gli è stato fatto nel 15-18, quando tutto quanto il paese è stato mandato, credo, in Cecoslovacchia, in un paese della Cecoslovacchia di lingua tedesca, sono stati spostati i lusernati. Ecco, questa è un'altra faccenda che c'è. Bene, se non ci sono altre domande, ringrazio chi ci ha ospitato, tutti, e buona serata. Grazie. Grazie Umberto, grazie Michela e grazie a tutti voi, anche da parte del vice sindaco che è qui in prima fila e mi ha lasciato l'onore questa sera, grazie Nicolas, di presentare e concludere la serata. Devo fare un paio di comunicazioni. La prima è che purtroppo ci vediamo costretti a rinunciare a un paio di serate quest'anno, 9 edizioni, più di 100 serate, è la prima volta che succede, ma d'altronde per la legge dei grandi numeri prima o poi doveva succedere. Ci dispiace, Barbara Nappini è impegnata in imprevisti impegni dovuti al suo ruolo di presidente di Slow Food, e anche Catena Fiorello ha dei problemi personali per cui non può venire, ma
Stiamo già lavorando insieme a Ettore e anche con Catena, che è molto dispiaciuta, per fissare una nuova data per il nuovo libro Di che in mandi suo primavera. fratello? Di che mandi suo... Assolutamente. Un grazie particolare anche alla cooperativa con te, a Barbara, che questa sera vi ha accolti e che ci sta supportando, a Federico che sta facendo il servizio civile qui in biblioteca, e anche a Erika che questa sera non è qui, ma insomma ci appoggia. Ecco, grazie a loro abbiamo la possibilità di essere ospitati qui in Villa Cerchiari. Noi vi aspettiamo nelle prossime serate con Enrico Letta domani sera, ma penso che a livello di numeri sia più o meno come stasera, quindi un bel pienone, e anche domenica pomeriggio alle 17 con Storie dall'Isola, parole e musica per Pino Sbalchiero, un reading musicale che è estratto appunto da un suo libro, quindi vi aspettiamo. Abbiamo un pensiero per te, Umberto, questo strumento di scrittura da parte del nostro sponsor Montegrappa, e abbiamo un elisir di china da parte di un altro sponsor, la farmacia Madonna dell'Aiuto, esatto, qui di Isola Vicentina, e abbiamo un elisir anche per Michela. Grazie a tutti, quindi vi auguro una buona serata, speriamo di rivedervi e ricordatevi la tessera fedeltà, che non finisca come la mia bianca la settimana prossima.